Oltre 4.000 interventi eseguiti in ambito fiscale dalla Guardia di Finanza di Vicenza nel 2024 e nei primi mesi del 2025 e oltre 360 indagini per contrastare gli illeciti economico-finanziari e le infiltrazioni della criminalità nell'economia. Un impegno a tutto campo, ha sottolineato il comandante provinciale in occasione delle celebrazioni alla presenza delle massime autorità cittadine che si sono svolte all'interno della sede del comando nell'antico complesso di San Tommaso. Abbiamo individuato 110 evasori totali e contestato oltre 450 lavoratori a nero. L'attività è stata svolta in circa 440 interventi, di cui molti in interventi ad alto impatto che abbiamo posto in essere proprio per garantire il mercato del lavoro e assicurare ai lavoratori una dignità e una retribuzione equa. Abbiamo anche sviluppato attività complessivamente oltre 1000 attività ispettive sul territorio di tutta la provincia di Vicenza. Abbiamo individuato anche fenomeni di evasione fiscale internazionale, arrivando a contestare anche 2,5 milioni di euro, principalmente relativamente alla manipolazione dei prezzi di trasferimento. Attività della finanza orientata su diversi settori, dalla tutela della spesa pubblica per vigilare il corretto utilizzo delle risorse, ad esempio in materia di PNRR, al contrasto della criminalità organizzata, dello spaccio e del traffico di sostanze stupefacenti. Ricordo l'operazione Piazze Pulite del novembre 2024 che abbiamo eseguito un'ordinanza di custodia cautelare a carico di 15 soggetti, traendone in arresto 11. Si tratta di sodalizi criminali di origine straniera, principalmente albanesi e colombiani, che si occupavano di rifornire le piazze di spaccio di Vicenza e provincia, ma non solo, anche di altre città importanti del nord Italia. Tra i reati fiscali più diffusi sul territorio, il reato di emissione e utilizzazione di fatture per operazioni inesistenti continua a essere il reato principale e il sistema prioritario non solo per evadere le imposte, ma anche per riciclare e immettere nel sistema legale proventi illeciti. Quindi è di gran lunga quello che continua a imperversare sul territorio.